Siamo con Massimo Barbieri al termine di una bellissima partita tra Diadema Hockey Royal Bassano e Hockey Seregno, finita 4-4. Mister, siamo sempre andati in vantaggio, ma alla fine ci hanno sempre recuperato. Come l'hai vista tu questa partita dalla panchina? Beh, intanto la delusione è tanta perché siamo andati in vantaggio fino a 3-1 e addirittura 4-3 a 3 minuti dalla fine. E poi abbiamo preso il 4-4 subito dopo, ma il Seregno è rimasto uguale a se stesso. Tutte le partite più o meno il Seregno ha fatto quello che abbiamo visto fare questa sera in tutte le gare, a parte Correggio che addirittura da 4-1 che era sotto è riuscito a vincere 5-4. Ma il Seregno è questo, non molla mai. Noi non siamo stati mai capaci di addormentare un po' la partita, oppure, per dirla in un altro termine, di prenderne un po' la padronanza. Sì, adesso il Seregno va avanti, però anche noi dobbiamo andare avanti. Testa a Correggio, si giocherà prossima domenica a Correggio, quindi prepariamo la settimana. Hai già qualcosa in testa? Come ti organizzi per questa settimana? Beh, sicuramente secondo me da queste prime partite, da come ho interpretato io, di tutte le squadre che ho visto, il Seregno il Correggio la reputo la squadra più forte del campionato, equilibrata in tutti i parti, giocano bene rispetto all'anno scorso che erano un po' più pesanti, diciamo così. Quest'anno sono brillanti e hanno veramente un ottimo hockey. Perciò bisognerà fare quello che non riusciamo tante volte, perché se fai caso noi siamo sempre in vantaggio noi e poi ci vengono a prendere. Non abbiamo la capacità ecco, la parola giusta è di scegliere i momenti gara.